La rassegna stampa. No, comunque è meglio, è meglio alzarsi presto anche sotto Natale, perché se perdi il ritmo, poi dopo è un casino, eh. Guarda che dopo è peggio, dopo così è meglio, dopo è peggio. Quindi meglio puntarsi la sveglia lo stesso alle 7:30, senza fretta, sei lì ancora a letto al calduccio, accendi il televisore, canale 252, e sai che c'è uno che fa un po' il pirla, che andrà avanti per 2 ore a parlare, a dirti le ultime notizie, a commentarle in modo un po' strano, devo dire, ma la stranezza siete anche voi a darmela, cari ascoltatori. Buongiorno, buongiorno, buon Natale, buone feste da Sammy Varin, buongiorno a Francesco and Company, mettiamo anche Company, no? Perché c'è una compagnia di registi che si sveglia appositamente, alcuni vengono qua addirittura per vedere che cosa fa Sammy Varin, per imparare qualcosa, quasi niente, certo, da Sammy Varin. Ok, sto già sparando cavolate. Buongiorno, buongiorno, 7:29, volevo tirare almeno le 7:30, tanto per dire, dopo siamo puntuali. Il buongiorno si sente dal Varin, certo, rassegna stampa o qualcosa che molto gli assomiglia, ogni mattina dalle 7:30 alle 9:30, anche oggi, antivigilia di Natale, 23 dicembre 2024. Il buongiorno si sente dai vostri WhatsApp. Subito stanno arrivando, e che mi piace sta cosa, cioè io comincio a parlare e vedi che plin 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 arrivano tutti i messaggi, siete dei tesori, grazie. 340 6709 659 per dirmi che ci siete, per dirmi che anche oggi siete nell'auto ghiacciata. A proposito, qui al nord fa molto freddo ma non nevica, in altre zone so che è prevista neve, diteci qualcosa, fateci godere, inviatemi una foto al 340 6709 659, perché poi io le faccio vedere sui social e sul canale 252 del televisore in tutta Italia. Il buongiorno naturalmente a chi ci segue dall'automobile, dalla banda DAB dell'autoradio, imparate, segnalate ad amici e parenti, chiunque abbia un'auto recente, decente e recente, ha nell'autoradio la banda DAB, oltre all'FM. Cliccate DAB e poi cercate Radio Libertà, siamo tutti in ordine alfabetico, non possiamo mancare visto che siamo una radio nazionale. Cosa facciamo? No, ogni tanto mi perdo. Ah sì, il sogno, dovevo raccontarvi il mio sogno. Sapete che io sono quello dei sogni strani, sarà che appunto mi devo svegliare alle 5 e quindi ogni tanto controllo l'orologio. Che ore sono? Sono le 2. E sai quando ti svegli alle 2 che dici ma io vado a lavorare subito, perché sei sveglio come un grillo, no? Poi ti guardi e dici scemo, sono le 2 del mattino, non puoi andare a lavorare alle 2. Qualche volta l'ho fatto, ai tempi del Padania Sveglia, sì, perché ci divertivamo a preparare la trasmissione un po' prima, io e il Gabriele Zeggio, l'uomo gazebo, buongiorno Gabriele. No, scherzi a parte, il sogno che ha fatto Sammy Varin è che mi svegliavo e c'era Matteo Salvini davanti a me, vestito da Babbo Natale, con un'aria da furbetto, che mi diceva: ciao Sammy, io vado a fare il ministro dell'interno. Diceva, dai, vestito da Babbo Natale, diceva Matteo. Beh, senti, quest'oggi sui quotidiani si scrive questo, infatti insisterò sui giornaloni, su Repubblica, sul Corriere, sulla Stampa, perché c'è molta schiuma, signori. Stanno schiumando. Dopo aver capito che Matteo Salvini è innocente, che non andrà in galera, che ha fatto il suo bravo lavoro all'interno, adesso la voce è che Matteo Salvini ci possa ritornare a fare il ministro dell'interno. Chiaro, Piantedosi è un amico. Questa è la frase che campeggia dappertutto, che ha detto ieri Matteo Salvini a Milano quando ha ricevuto centinaia di amici per i saluti e gli auguri di Natale. Piantedosi è un amico. Vabbè, insomma, e qui mi fermo. 340 6709 659, un'occhiata subito all'ansia, che ansia quando apro l'ansia, ragazzi, mamma mia, cosa può accadere? Bene,
Oggi il vertice sull'Albania, è d'accordo anche l'ANSA, il governo a gennaio punta a riprendere i trasferimenti e questa è già una notizia che troverete su tutti i quotidiani. Si riparte perché la Cassazione ha detto sì, sappiatelo. Mi sposto su Repubblica, vediamo, qualcuno non ci crede, dice vediamo come apre Repubblica. Sì, va bene, in pensione a 64 anni, miraggio per pochi, si rinuncia a TFR, parte dello stipendio, vabbè, adesso si devono pure attaccare a qualche cosa, certamente, ma poi c'è l'altolà di Tajani sulle mancette, ma Forza Italia ribolle ancora, va bene, ma soprattutto il fronte dei porti. Il governo sfida le toghe, riparte l'operazione Albania. Abbiamo ragione noi. Oggi vertice a Chigi. Chiaramente lo scontro, perché per Repubblica è uno scontro, lo stop di Meloni su Salvini a Viminale, ma lui rilancia lavoro benissimo. Oggi Repubblica intervisterà Durigon, insistiamo sui migranti, la soluzione dice che Matteo doveva stare già all'interno. La la! Chiaramente è la prima domanda che Sammy Varin vi pone. Lo rimettiamo Matteo Salvini, ministro dell'interno? 3406709 un WhatsApp dal letto lo voglio, sdraiati a letto non ve ne frega niente, ma un WhatsApp di questo tenore assolutamente lo dovete mandare al volo. Con la coperta, fatemi anche la foto della coperta. 3406709 WhatsApp da letto. Lo volete Matteo Salvini, ministro dell'interno? Chiaramente vale anche per voi comunisti che mai avete votato Lega e non vorreste mai votare Lega, però forse avete capito che c'è qualcuno che fa paura, paura tra virgolette. Matteo Salvini non fa paura a nessuno, però diciamo che intimorisce in questo senso quella migrazione irregolare che è diventato ormai un magna magna da decenni e solo lui era riuscito a bloccarla. Il sito del Corriere apre proprio con questo: migranti, nuovo piano Albania, Meloni convoca per oggi il vertice per rilanciare i centri, i giudici ci danno ragione. Tanto per dirvi, siccome ho detto prima, no, che Salvini ha detto Piantedosi è un amico, chi va mai a intervistare quest'oggi il Corriere della Sera? Matteo Piantedosi. I centri per migranti sono pronti, non possiamo fermarci. Linea dura? La chiedono gli elettori, quindi il Corriere dipinge un Piantedosi duro e puro, cazzuto, linea dura contro la migrazione e i migranti irregolari. Chiaramente me lo dovete dire voi, amici miei, di destra, di sinistra, fascisti, comunisti, preferite Piantedosi o Salvini? Stiamo scherzando, non è che adesso mi metto processo a Piantedosi, ma va, sono stato, ha lavorato nel gabinetto di Matteo Salvini in senso politico, chiaramente per decenni, quindi se vuoi mettere che non è un professionista, però Salvini c'ha quel marchio, secondo me, che solo pensare Salvini è quelli che vogliono far entrare a go-go immigrati, che non gliene frega niente perché è un business mostruoso, chiaramente, e il business lo fanno loro. L'effetto è differente. No, whatsappatemi pure oggi sotto Natale, voglio essere buono, cercherò anche di darvi molto spazio, anche perché abbiamo sì degli ospitoni, già alle 8:45 avremo una deputata della Lega, Laura Cavandoli, alle 9 avremo Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, che mi ha detto assolutamente non manco, grandissimo Molinari. Alle 11 avremo un artista, una giovanissima cantante che si chiama Creta. Alle 11:30 avremo Chiara Soldani, siccome non l'abbiamo avuta venerdì perché c'era la diretta per il processo a Salvini, l'avremo quest'oggi e ci ripercorrerà la sua settimana. Alle 11:45, bada ben, sia oggi che domani, avremo l'astrologa, perché come minimo le ho detto,
Deborah Bellotti, oh signora delle stelle, ci devi fare una previsione fatta bene per tutti i segni zodiacali. Che sarà del nostro futuro? Avremo Matteo Salvini ministro dell'interno o continuerà a fare strade, che comunque ne sta facendo tante e non si dice? Poi lo chiedo a Molinari, anche qui al nord in Piemonte sono scattati soldi per costruire strade, ponti, robe veramente e non si dice, è chiaro, perché bisogna fare polemica e poi magari mettere zizzania che Salvini vuole andare all'interno. Chi ha mai detto una roba del genere? Io mi rimangio ciò che ho detto. E comunque Deborah Bellotti alle 11:45 avremo modo di sapere il nostro futuro. Sto tergiversando, mi dicono. Mi piace che arrivano i whatsappini come fossero dalla regia, no? Invece non è regia, sono i whatsapp di chi dice vabbè, ma quando parte sta rassegna stampa? Santa polenta, venite qua voi a fare la rassegna stampa, oh ragazzi, è Natale, siate buoni con il DJ. Il Corriere della Sera, va bene, guarda, ve lo faccio vedere. Migranti, nuovo piano Albania, scrive il Corriere. Oggi vertice sui trasferimenti, Palazzo Chigi, Russia e i criminali non mineranno la nostra sicurezza, ma soprattutto riparte, avete sentito, il piano Albania. Perché? Perché la Cassazione ha detto sì, come l'uomo del monte. Ok dei giudici, il ritorno di Salvini al Viminale, la Premier frena. Ok, tanto appunto per farci contenti, il Corriere intervista il ministro dell'Interno Piantedosi che dice centri pronti, non possiamo fermarci. Sui centri in Albania dove portare i migranti il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sgombra il campo da ogni dubbio, i centri sono ormai pronti. Certo che sono pronti, sono lì da settimane, da mesi direi quasi, sono ormai pronti, adesso non possiamo fermarci, la linea dura sui migranti, ce la chiedono gli elettori. Quanto alla candidatura in Campania, Piantedosi potrebbe candidarsi in Campania perché ci sono le elezioni. Resto al Viminale, accidenti, ma chiaro che questo è il responso del militante Sammy Varin, voi potete anche non pensarla così. Di spalla sul Corriere, la Germania alla prova, raduni ai social, destre all'attacco dopo l'attentato a Magdeburgo. Chiaro che sui quotidiani si ritorna anche a questo brutto attentato di nuovo contro la gente ai mercatini di Natale. Quale significato avete dato? A me è venuto un colpo perché la notizia dell'attentato è arrivata dopo un'ora di quella che Matteo Salvini era stato assolto. Cioè, capisci? Che poi è solo il primo grado, nessuno lo dice oggi, ma è solo il primo grado. Mi è venuto un colpo, come fosse, sai, a ogni azione corrisponde una reazione. Adesso di chi è la colpa? Pare che siamo stati noi di destra, che siamo fatti l'attentato da soli per ammazzare un po' di gente, perché non ho capito, me lo sapete spiegare? Io non l'ho capito. L'aggressione, Martina 21 anni è grave, ragazza italiana ad Oslo colpita con 30 coltellate dall'ex in un fast food. Ma ancora Palermo, la famiglia si rivolge alla procura su una barella per 8 giorni, donna muore in ospedale. Stutatelo sto telefono, cosa vuol dire stutatelo? Qualcuno me lo sa dire? Regista, cioè mettilo via, ecco, vabbè, comunque ci devono mettere i sottotitoli quando si parla. Comunque è stato un grandissimo, certamente. È il grande Riccardo Muti che faceva questo concerto al Senato, è squillato il cellulare e il maestro ha sgridato il pubblico. Chissà se era il pubblico, se era qualche senatore, questo devo scoprirlo. Vabbè, state qui a guardare tutto quanto. Questa è la prima pagina del Corriere. Chiaramente siete invitati tutti quanti a richiedermi l'articolo preferito al 340 6709 659. Che faccio? Vado all'interno? No, dai, vi faccio vedere il Fatto Quotidiano, so che vi piace perché fa bene mentre si fa colazione. Oggi nel Fatto Quotidiano veramente ci va giù pesante su Nordio, guarda qua. Nordio fuori controllo, le bugie di un guardasigilli da cacciare. Cioè,
Non lo so io. Ingiustizia, balle a volontà su Open Arms, Salvini, Conte e carriere togate. Il ministro dice che il processo al collega era fondato sul nulla, come molte sue indagini, ma bisognava mandare alla sbarra pure l'ex premier. Un caso di ignoranza, di delirio o di malafede. Cioè, ditemi un po', se si può andare avanti così. Chiaro che adesso sono tutti imbizzarriti perché la prossima riforma che si fa è quella della giustizia e certamente il Fatto Quotidiano non è per nulla contento. Andiamo sul quotidiano Il Giornale, poi dopo mi sposterò all'interno perché ce n'è veramente per tutti i gusti quest'oggi, i nostri gusti. Il Giornale quest'oggi apre: migranti in Albania, ripartono le navi. La Premier rilancia, la Cassazione ci dà ragione. Oggi vertice. Il Viminale. E lo so, anche voi, se chiudete gli occhi per un attimo lo vedete anche voi. Oh, che cazzo abbiamo bevuto ieri sera? Matteo Salvini vestito da Babbo Natale che dice a Sammy Varin: oh Sammy, io vado al Viminale. E invece il giornale dice: il Viminale è blindato, ma Salvini insiste, bello occuparsi di sicurezza. Vabbè, ok. In centropagina certamente Riccardo Muti, grandissimo durante il concerto di ieri nell'aula del Senato. Stutatelo questo telefonino, così il maestro Muti bacchetta i senatori, ma soprattutto anche, come vi dicevo, la separazione delle carriere. Primi sì, Nordio, ci sono dei disturbi in antenna, Nordio, ANM, nuova lite, ma qualcosa si muove. Mentre infuria la polemica tra ANM e il ministro Nordio, che ha proposto di risarcire chi viene indagato da PM che non valutano l'impatto delle loro inchieste. Wow! Sul fronte della separazione delle carriere qualcosa si muove. Valerio De Gioia, giudice di appello, è favorevole. Sul quotidiano Il Giornale c'è anche l'intervista al ministro Lollobrigida. L'Italia vale 100 miliardi sulle tavole del mondo. Si parla dell'approvazione del Mercosur, che non c'è ancora. È vincolata ad adeguate garanzie su reciprocità, protezione delle nostre produzioni, compensazioni per eventuali danni. Come al solito nei tre titolini non si spiega chi cavolo è sto Mercosur. Lo conoscete? Il signor Mercosur? E nessuno dice cos'è, ma è questa unione di paesi del Sud America, sono tutti poveri che producono cose che costano poco, spruzzandoci dentro schifezze, e con questo accordo che è da 20 anni che aspetta, adesso finalmente viene ratificato, puff, e arrivano da noi. Cioè, la carne, un fracco di roba, di molti prodotti della terra costeranno niente. È chiaro che se costano poco qualcosa dietro c'è. Ci saranno dentro un fracco di schifezze, come quando ci arrivava il riso dalle località più impervie del mondo e noi dicevamo bisogna aiutarli e quindi niente dazi. La stessa cosa su questo accordo del Mercosur. Chiaro che qualcosa loro dovrebbero pure comprare da noi, ma mi viene il dubbio, ma se sono poveri, che cosa mai compreranno dall'Italia? Le bollicine bresciane? Bah, fatto sta che Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, vuole difendere l'agricoltura italiana, e meno male che è vicina ai 100 miliardi di export, e vedremo cosa succederà. Chiaro che sarebbero soldi ancora di più che escono fuori, export, ma davvero si fa export? Punto di domanda con l'accordo del Mercosur. Ma vai al Mercosur. Sì, inviate ragazzi, siete voi che dovete commentare anche sotto Natale, ancora più bello. Quelli che sono a casa dal lavoro hanno scoperto che c'è Sammy Varini in diretta. Sì, miei vecchi fan degli anni 70-80, quando facevo Radio Music 2000 con 500 milliwatt dal quinto piano e un'antenna stilo sul terrazzo. Ce n'è qualcuno ancora vivo? Penso di sì. E allora vi meritate anche il resto del Carlino, che apre con, naturalmente, QN, Quotidiano Nazionale. Gaza, il vescovo ha messa sotto i droni. È un Natale
tristissimo se pensiamo a questi bambini di Gaza, a città, paesi che non esistono più praticamente dopo la guerra. E c'è il patriarca Pizzaballa nella striscia di Gaza che ha celebrato la funzione di Natale. Nuovo grido di Papa Francesco: bimbi mitragliati, ha detto Papa Francesco, è una crudeltà. Intervista a Monsignor William Shomali: persino in chiesa il ronzio dei velivoli di Israele non ci ha abbandonato, non resta che pregare. Chiaro che, insomma, che Israele magari si fermi almeno sotto Natale sarebbe cosa buona e giusta. Glielo dite voi, per favore? Martina, 21 anni, fiorentina, operata 2 volte, grave. Il papà, grazie ai colleghi eroi che hanno fermato l'aggressore. Altro femminicidio. Italiana accoltellata dall'ex a Oslo. Martina Voce, 21 anni, fiorentina, era al lavoro nel negozio di prelibatezze italiane SMAC Avitalia a Oslo quando il suo ex Kumar Vermar, 24enne di origini indiane, ha fatto irruzione e l'ha coltellata colpendola anche alla carotide. Furioso per la fine della relazione, è stato fermato da 2 colleghi della giovane. Non aveva mai dato segni di squilibrio, spiega Carlo Voce, padre di Martina, operata 2 volte. Resta grave. Ancora segnalazioni, siamo su QN e anche qui dopo la soluzione Open Arms Salvini vede il Viminale, gelo di Meloni. È gelo fino a un certo punto, però giustamente bisogna fare un po' di notizie. L'allarme di Piantedosi: rischiamo altre Magdeburgo, ciò che è avvenuto in Germania, i mercatini di Natale. Mi date anche voi una vostra lettura su quanto avvenuto in Germania? Sta menata, quindi lui era comunque un fan di AfD, però cioè, perché ha preso sta macchina e è andato? Perché voleva ammazzare i bambini? Ce l'avete in testa sta cosa? No, non si capisce assolutamente. Misteriosa la roba. Era un pazzo? O c'entrano forse i servizietti segretezzi? Com'è sta cosa? Andiamo avanti ragazzi. Poi entro all'interno, vi faccio godere con gli articoli all'interno, ma prima un po' di prime pagine. Quest'oggi Il Tempo, naturalmente -1, venite in pace, -1, la vigilia del grande giubileo. Roma apre le porte al mondo. Tra pericoli, allarme e sicurezza, e preoccupa la salute del Papa. Questa è l'apertura del quotidiano Il Tempo, con la missione della Premier, poveraccia, l'avete sentita, senza voce, l'ha mandata al Polo Nord, ma pare che gli abbia fatto bene, e ora di sera gli era tornata. Meloni rilancia i centri in Albania, la Cassazione ci dà ragione, e oggi vertice con i ministri. Ma è chiaro che se siete leghisti celoduristi oggi dovete alzare per forza il culo dal divano, uscire e comprarvi almeno un quotidiano. Non avete che l'imbarazzo della scelta. Io consiglio uno di quei giornaloni che però dovete stare attenti a prenderli in mano perché sono pieni di schiuma. Schiumano oggi, schiumano di rabbia, capito? Bisogna comprare o il Corriere o Repubblica, ma anche la Stampa, ragazzi. Stampa a go quest'oggi con Salvini. Intervista a tutti. Salvini, ma su Salvini c'è Del Rio, c'è persino Richard Gere oggi sulla Stampa. Cioè, se non comprate la Stampa, vabbè, lo so che faccio pubblicità alla concorrenza, però a un certo punto merita. Dopo la soluzione, questo è Il Tempo, Salvini, Open Arms e la tentazione Viminale, sono finiti gli alibi, ma prima ne parlo con Giorgia e Piantedosi, hai capito? Cioè stiano sereni Giorgia e Piantedosi, ma ci mancherebbe altro, si fa 4 chiacchiere, però Salvini vede il Viminale. Che cazzo vedete voi, cari ascoltatori di destra, di sinistra, fascisti, comunisti, che non votate da 20 anni, che volete la Lega Nord e quindi siete lì ad aspettare che... Ma se Salvini va al Viminale,
Fatemi un messaggio, dai, al volo, prima di uscire e andare a lavorare, poi alle 8 inizio a leggerveli, ma se ve li perdete, questa sera c'è la replica, dalle 20 alle 21, il meglio e il peggio della rassegna stampa, 340 67 09 659, questo è il numero esclusivamente WhatsApp, no SMS che non ce l'abbiamo la macchinetta. La Repubblica, la Repubblica, guarda che bello, sai come titola la Repubblica? Lo dico o non lo dico? Lo dico o non lo dico? Vabbè, non ve lo dico, non ve lo sai, ve lo dico, duello sul Viminale. Cioè questo io lo compro Repubblica e me la appendo lì sul duello sul Viminale. Perché è un duello, capito? Lo stop di Meloni al ritorno di Salvini come ministro dell'interno. C'è Piantedosi, non riesco neanche a pronunciarlo. Semmi, rincorati, fai gli esercizi. C'è Piantedosi e sta facendo bene. Ma il leader della Lega rilancia, caduti gli alibi, mi piacerebbe occuparmi di nuovo di sicurezza. Albania, oggi il vertice per riprendere i trasferimenti dei migranti. Ragazzi, che fatica su Repubblica, è tutto svuncio di schiuma, proprio non riesco, schiuma completamente. Giorgia Meloni dalla Lapponia dice no al ritorno di Salvini al Ministero dell'Interno dopo la soluzione al processo Open Arms. Siamo tutti contenti del lavoro di Piantedosi, dice la Presidente, l'ho caricata così, non l'ha detto proprio così, dice la Presidente del Consiglio. Il leader leghista però insiste, il Viminale è un posto stupendo, mi piacerebbe tornare a occuparmi di sicurezza, ne parlerò con Meloni. Quindi alla fine si devono ancora parlare, capito? Non è un duello, si devono parlare. Lei la prima cosa che ha detto, anche perché era a 20 gradi sotto zero, cioè non è che poteva star lì a pensarci molto, sbrighiamoci che fa freccia. Oggi sui centri in Albania, vertice a Palazzo Chigi con Piantedosi, Tajani, Crosetto, il sottosegretario Mantovano per riprendere il trasferimento dei migranti e chiaramente tra poco vedremo che cosa ha detto la Cassazione. A Oslo, accoltellata dall'ex, grave ragazza italiana. Ma c'è anche l'Ucraina. Trump vuole incontrare Putin per chiudere subito la guerra. E questa forse è la notizia che passa più sotto traccia, ma è bellissima e finalmente qualcuno che si dà veramente da fare, assolutamente sì. Poi va bene che ci metta i dazi, che ci fa le menate dell'Europa, l'ha sempre dette ste cose, poi non le ha mai fatte, adesso vedi Sammy. Però ci piace sta roba che dice adesso però basta con sta guerra. La volete la stampa prima della pausa? Ma sì, datemi un po' di stampa anche qua. Attenzione che sfugge, attenzione che è schiumogena oggi la stampa. Viminale, Meloni stoppa Salvini, titola la stampa. La Premier teme la voglia di rimpasto, teme la voglia di... Ma perché deve temerla? Contenta di Piantedosi, dice, ma il vice insiste, posso andarci, parliamone. Intervista a Tajani, così ci fa tutti contenti, basta giudici politicizzati, ora carriere separate, scatto sulla difesa comune. Interessante però, si è fatto vedere Richard Gere, da chi è andato da Fazio, ha parlato di tutto tranne del processo Salvini, anche lui si è un po' dimenticato come Grillini, no? Si è dimenticato tutto, però c'è l'intervista con il grandissimo attore Richard Gere che attacca il leghista, non vede il dolore, quindi quelli della stampa chiaramente qualche domandina in più, non sono dei falsi preti come su alcuni canali e gli hanno rotto le balle. Quindi Richard Gere attacca il leghista, non vede il dolore, espone le sue convinzioni con naturalezza rasserenante. Dobbiamo provare a tenere aperti i nostri cuori per ascoltare il dolore dei nostri simili, per interessarci delle tragedie che avvengono ovunque, dice Richard Gere alla stampa. Dice le cose molto belle, ve lo dico subito, però
però do a voi l'ardua sentenza quando ve le leggerò. Interessante anche Massimo Cacciari, chiaramente siamo a Natale, bisogna essere più buoni e quelli di sinistra cercano in ogni modo di farci sentire in colpa. Chiaramente Massimo Cacciari non è quella sinistra cattiva a cui non vogliamo tanto bene neanche sotto Natale. Cacciari dice: se la politica è cieca davanti a chi annega. Ve ne leggo soltanto 2 minuti, ma proprio perché sarebbe interessante chiederci che cosa celebri per Natale l'Occidente dalle radici cristiane. La venuta delle slitte di Babbo Natale? È una domanda che si impone di fronte a fatti recenti, troppo frettolosamente derubricati a cronaca politica, come nel caso della sentenza pro Salvini. Anche qui non si tratta di deplorare o esaltare, ma di intendere. E intendere significa collocare un evento nel suo contesto generale, cercare di analizzarne le cause e prevederne gli effetti. Anzitutto la vicenda denuncia una situazione di drammatica insicurezza nell'amministrazione complessiva della giustizia. L'accelerazione dei processi di trasformazione economica e sociale in ogni settore della nostra vita spiazza sistematicamente il legislatore. La norma, quando anche venga emessa con coerenza, appare sempre in ritardo, si limita a definire un ordine precario per processi già in atto, fallendo ogni finalità preventiva. Nella imperante confusione tra diritto positivo e diritti umani, vengono decise in forma occasionale da una corte all'altra norme interne e internazionali, tutte le questioni di frontiera, intrecciate tra loro da quelle riguardanti lo strapotere delle grandi corporazioni economico-finanziarie e le straordinarie innovazioni tecnologiche che esse promuovono, e quelle su fine vita e manipolazione del DNA umano. Non è male. Come riempitivo non è male. Non ci avete capito assolutamente nulla, ma il grandissimo Massimo Cacciari, che poi prosegue all'interno a pagina 26, e sfido chiunque ad avere voglia, dopo che vi ho letto sta roba, di andare fino a pagina 26, con tutto il rispetto del grandissimo filosofo Massimo Cacciari. Sammy Varin si ferma, ma dove vai? C'è la pausa musicale, ragazzi, un pezzone del pianista Mauro Raven, scritto Raven, Last Christmas, interpretato da lui. Torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Auguri, 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 buon Natale, buone feste da tutta Radio Libertà e grazie naturalmente per la dolcezza dei vostri WhatsApp che stanno arrivando al 340 6709 659. Ce n'è anche uno del pianista che abbiamo appena udito. Sentite. Buongiorno Sammy, sono Mauro Brown. Intanto ti volevo ringraziare perché sono molto felice di essere presente nella tua bellissima trasmissione con la mia musica. Wow. E poi colgo l'occasione per fare tantissimi auguri a te e a tutti gli ascoltatori della rassegna stampa di Radio Padania Libera. Tanti auguri a tutti, ciao! Grazie caro, certo, siamo sempre noi, quelli di Radio Padania Libera, di Radio RPL, ora Radio Libertà, però un grande onore è aver fatto conoscere a migliaia di ascoltatori Mauro Raun, che si scrive Ravn col V doppio, Ravn, quasi impossibile arrivarci da soli, però capite che quando si è pianisti di una certa effervescenza, bravissimo davvero, questo l'ho conosciuto per Halloween, perché per Halloween ha sponsorizzato sui social un suo pezzo dell'orrore, no? L'abbiamo trasmesso su queste frequenze, da quel giorno, cavolo, ho guardato, ha una produzione incredibile su YouTube, cercatelo, questo pianista sconosciuto, non girerà mai sulle radio importanti dove lì bisogna pagare. Mauro Ravn, eccellente pianista che stiamo seguendo, e ogni mattina ascoltiamo un pezzo differente di un diverso pianista, in questo caso la bellissima versione di Last Christmas. Sì, lo so, c'è qualcuno che mi fa notare che manca La verità è libero, santa polenta, ne mancano molti altri, questi sono i principali che abbiamo nel nostro sacco. E allora va bene, eccomi sul quotidiano La Verità, ecco il braccio armato di vescovi ed Casarini, metteremo in mare più navi, cioè giustamente eravamo tutti casati e adesso Matteo Salvini magari arriva all'interno e si riparte con l'operazione Albania e basta clandestini nel nostro paese. E la verità ci dice la verità, insomma, che Casarini mette la quarta con la benedizione del Papa, mettendo in mare più navi. Dopo la sentenza della soluzione per Salvini, il marinaio vicino alla CEI commenta: il marinaio vicino alla CEI, mi sarei aspettato giudici più creativi. Lancia la sfida allo Stato e promette di ampliare la flotta che conta già 20 mezzi. Ma pensate a quanti soldi, ma chi glieli dà questi soldi? Oggi riunione di governo per riavviare l'Albania. Riavviamo l'Albania. Non spetta alle toghe riformare la giustizia, parola di Violante. Oggi viene intervistato a pagina 9 sul quotidiano La Verità, che intervista però anche il nostro Alberto Bagnai. Con i risparmi Draghi vorrebbe finanziare l'industria di Berlino. AUG, e anche Massimo Boldi, non solo tormentone di Capodanno, stavolta parlo di vita e amore. In centropagina sulla Verità: per il green europeo resteremo senza gas dal Qatar. Il ministro di Doha minaccia di stoppare le forniture se Bruxelles applicherà la legge che impone le norme ambientali alle società estere. Crisi per l'Unione e l'Italia: il 41% dell'import via cargo arriva dal paese arabo. Interessante Francesco Borgonovo, il suo articolo, Comitato di Bioetica e Gender, si parla degli psicologi, basta bloccanti senza la nostra vera valutazione, e questo mi fa venire in mente che proprio venerdì, quindi passato Natale, Santo Stefano, avrò in studio un artista. Venerdì, lo sapete, c'è la musica indipendente a mezzogiorno. Avrò in studio un artista che è anche psicologo, il grande Marco Moraca, e gliela faremo questa domandina sui bloccanti della pubertà. Gli psicologi, membri di 2 associazioni di categoria, hanno scritto una lettera contro la somministrazione di triptorelina, lo sapete, quella sostanza che blocca la pubertà, e ne hanno mangiate tante di
di caramelline all'ospedale Careggi di Firenze senza un'adeguata assistenza dello psicologo? Punto di domanda. L'approccio non tiene conto della difficoltà diagnostica e stabilisce come suo obiettivo l'affermazione del genere incongruo, serio rischio di negligenza. Chiaramente gli psicologi parlano così e tu stai lì, non capisci cosa dicono, ma dopo qualche ora, che chiaramente ti fanno pagare, qualcosa si capisce di più. Molliamo la prima pagina del quotidiano La Verità e quella che vi propino adesso è quella di Libero. Insomma, non si esce di casa se non decidete di acquistare Libero. Il boomerang dei giudici, toghe, ONG migranti, cambia tutto. Dopo la soluzione, Salvini sprona il governo ad agire in fretta su giustizia e immigrati. Vedete come parla in modo... Sprona il governo ad agire in fretta su giustizia e immigrati. Cosa potrebbe fare il governo per agire più velocemente sul fronte immigrazione illegale? Oggi vertice a Palazzo Chigi sull'Albania. Meloni, la Cassazione ci ha dato ragione. L'editoriale di Daniele Capezzone si intitola Le tre frecce nell'arco della maggioranza, ma soprattutto in centropagina ennesima stecca sul Capodanno. C'è Gualtieri che suona la chitarra, Gualtieri si inventa il concerto patacca. Non offendiamo ragazzi, perché a Roma ci saranno gli Earth, Wind and Fire. Perdonami, cioè, noi siamo un po' grandicelli, però... Oddio, se lo facessero a Milano io ci andrei anche al concerto gratis degli Earth, Wind and Fire. Peccato che a Milano sono straccioni, sono barboni e non vogliono spendere soldi per concerto di Capodanno. Roba da pazzi, roba da pazzi. Il concerto ce lo faranno i figli del barcone, già, con la loro musica, e molto spesso la loro musica fa male. Siamo sul quotidiano Libero. Scendiamo un po' di spalla, eccolo qua, diplomazia in crisi, le amnesie di Papa Francesco su Hamas e Israele, certo, parlare di Gaza, dei poveri bambini mitragliati, sono d'accordissimo, ma non bisogna dimenticarsi anche l'altra parte. E ancora, l'oracolo Saviano, se vi sta un po' antipatico Saviano, oggi Libero è da comprare, Matteo sarà condannato, su tutti i social lo stanno prendendo in giro, povero Saviano, non esagerate con sto Saviano, l'oracolo Saviano 100 ne dice e 0 ne azzecca, scherza, ma minga troppo. Piero Senaldi, chiaramente oggi veramente da acquistare il quotidiano Libero, perché va giù, simpaticamente giù. Vado con i WhatsApp, lo so che siete lì che aspettate, questa è una rassegna stampa strana perché la facciamo anche con il vostro commento, dopo le 9 anche con le linee aperte, sentiremo alle 9 il capogruppo alla Camera della Lega Riccardo Molinari, ma subito dopo di lui anche le vostre voci. Intanto messaggi, e il più veloce che me ne invia uno, lo sapete, plin, mi appare sopra tutti e ve lo posso leggere al volo: 340 67 09 659, con tanti auguri certamente che vi rimando molto ma molto volentieri a chi magari mi sta per spegnere perché poi per qualche giorno arrivano i parenti, gli amici, un andirivieni. Ragazzi, non vi dico Casa Varin, cosa non stiamo facendo? Tutti a pulire, mamma Marta ha dato a ognuno di noi uno straccetto in mano e dobbiamo pulire qualche cosa. Santa polenta. Chi è questo? Se ti fa piacere lasciaci un commento al nostro nuovo brano, grazie mille del tuo sostegno. E chi è? Io non lo so, non ti ho dentro nella lista e quindi non mi appare il brano, cerca... Caro artista, lo sappiamo che ogni mezz'ora io mando un artista indipendente, quindi poi mi mandate il vostro whatsappino, inviate le vostre canzoni alla mail sammy.varin@radiolibertà.net, ok? Vi aspetto e poi chiaro che se meritate io vi trasmetto molto ma molto volentieri.
Si è ingorgata la macchinetta, ecco, lo sapevo io, lo sapevo. No, perché avete iniziato fin da questa notte a spedirmeli. Cosa avevate paura? Che non ve li leggevo? Ciao Sammy, buon inizio di settimana santa e ben ritrovato. Quest'anno per Natale ho regalato solo libri, uno in particolare. Ta 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 ta. Autonomia, la rivoluzione necessaria. Vai! A mio figlio che da tempo mi chiede il motivo della crisi irreversibile dello Stato italiano centralista e unitario che sta andando verso il fallimento economico sotto il peso di un debito insolvibile. Il libro di Luca Zaia lo renderà edotto della ricetta economico-sociale autonomista necessaria, indispensabile per rimettere in sesto le finanze e far ripartire l'economia del paese. Bravo Massimo da Carcare in provincia di Savona, niente male regalare il nuovo libro di Luca Zaia sull'autonomia. Chiaro che se avete un vostro migliore amico che vota PD, il regalo è comunque azzeccatissimo, ma non ve lo tira mica dietro, vedrete che lo legge. Buongiorno Sammy, ma quale calduccio, ma quale letto, qua sveglia alle 5:15 e si trasloca il capannone in quello nuovo. Bravo Stefano, capannone nuovo, paghi da bere, quando tutto sarà finito vengo lì a fare un sopralluogo nel nuovo capannone. E auguri naturalmente, è il giorno giusto per fare traslochi secondo me, perché la gente non gliene frega niente, pensa ad altro, sono tutti ancora lì in coda nei negozi e meno male, comprate. Laura da Verona, complimenti per la tua frizzante rassegna stampa, felice per Salvini, adesso però processo al vero sequestratore, il capitano della Open Arms. Augurissimi di buon Natale, buon anno, grazie Laura, gentilissima. Buongiorno, allora, che parla? Ci sono delle interferenze, avete sentito anche voi? Ma chi è che entra dentro? È Radio Popolare, ma chi è? Ripartisse subito l'operazione riforma della giustizia. Magari Salvini a Viminale. Mi raccomando, e commentate 340 6709 659, qualunque messaggio io lo leggo, anche questo che dice che pena. Non so a chi potrebbe essere mai riferito, sicuramente non al conduttore, probabilmente a qualche articolo che ho letto, certo. Io Salvini lo vorrei all'interno, ma temo per la sua incolumità fisica e politica, scrive Roberto dalla Brianza. Vero, è giusto. Sammy, buongiorno, buona settimana, grazie che ci sei. Onore Matteo Salvini vincente ma ricattato, tutti ricattati veri vincenti. Sono i magistrati comunisti, questa è la verità a livello psicologico. Mai una virgola. Ma cosa costa una virgola nella vita? Mettetecela sta virgola. A livello psicologico, prossima volta un carabiniere si gira indietro, si ferma per il caffè, un politico si siede, apre il giornale, questo è il vero ricatto dei magistrati vermi. Che fatica a fare la rassegna stampa però. Lorenzo da Como, buongiorno Sammy, non serve che Salvini faccia il ministro dell'interno, basta che Piantedosi incominci a fare il Salvini. Buon Natale a tutti gli ascoltatori. Eccola qua, guarda, c'è tutte le foto con Matteo Salvini, nuovo codice della strada, non è per la sicurezza ma per drenare altri soldi dai poveri per finanziare la guerra, altro che banane, scrive Mauro Diseo. Mauro, lo so, tu sei uno di quelli che probabilmente beve un po' la sera, eccetera. Adesso guarda che non è cambiato niente su quel fronte, cambia soltanto per i recidivi. I recidivi gli fanno un culetto così, ma la quantità di vino ingurgitato sempre quella. L'astrologa, ma va a cagare. Buongiorno, Mauro, sei arrabbiato, sono d'accordo, può capitare. Al posto di picchiare la moglie te la prendi con Sammy Varin. Sono d'accordo su questo, lascia stare la moglie. Buongiorno, come al solito grande discorso di Putin snobbato, è troppo in alto per i nanetti deformi occidentali. La Ursula che spia i nemici e vuole oscurare X, viva la Stalin democrazia, caro Mauro. È pure astemio, mi scrive, un po' di vodkettina però, di la verità. Buongiorno, a proposito di migranti, ok, alla richiesta di tanti perché entrino tutti, ma quando sono entrati lo hanno un lavoro, una casa?
dei soldi per vivere? Bella domanda. Allora possono restare, diversamente la malavita gode. Oppure quelli che li vogliono tutti in Italia sono disposti a portarli a casa loro? Stutateli vuol dire spegneteli, grazie, vedi, alla fine ci ha pensato anche Pina, grazie, lo so, io sono del nord e quindi io non capisco altre lingue, devo acculturarmi, hai ragione. Auguri di buon Natale e buone feste dalla Chiesa Cristiana Avventista di Bologna, wow, un saluto a voi e fammi sentire, c'è anche l'audio, sentiamo se cantano, sentiamo. Sembravano un po' stonati alla fine, però no, bellissimo. Buone feste dalla Chiesa Cristiana Avventista di Bologna. Non è che poi gli date i soldi a Casarini anche voi, perché ogni tanto mi arrivano delle voci, ma mica quella di Bologna, certamente, scherziamo, sai che siamo qua per fare una rassegna stampa, per tirare dentro anche quelli che sono annoiati dalla rassegna stampa. Ci sono davvero i movimenti aboliamo le rassegne stampa. Io sono qua per cercare di dirvi no, la rassegna stampa deve vivere, assolutamente, anche grazie al vostro aiuto economico. Era un po' che non lo dicevo, ma stanno arrivando tanti bollettini da 5 euro sul conto corrente postale 37671294. L'altro giorno mi ha fermato l'amministratore e mi ha detto: oh, cazzo stai facendo? No, ma era contento perché gli stanno arrivando tutti questi versamenti da 5 euro e pensava che ci fossero degli errori da parte di qualche banca, eccetera. Beh, ne arriva uno via l'altro solo da 5 euro e poi si è accorto che Sammy Varin ha fatto da qualche settimana questo annuncio. Lo sto facendo solo io, sono imbecille, lo so, però penso che ci sia pur qualcuno che si debba prendere sulle spalle la figuraccia di ammettere: Sammy Varin, barbone, ma no, di più, molto di più, straccione, ma ancora di più, pezzente, ma cos'altro inventare? Stiamo scherzando? No! Radio Libertà vive anche grazie al vostro sostegno economico e quindi se sotto Natale avete un buon cuore, siete come la Chiesa Avventista, non volete aiutare soltanto Casarini, aiutate anche i Varini facendo un conto corrente postale sul 37671294, conto corrente postale 37671294 intestato a Radio Libertà. Ma se avete una carta di credito, fate ancora prima, ragazzi. Quei 5 euro che Sammy Varin vi chiede, andate sul sito radiolibertà.net, cliccate Sostienici e poi con la carta di credito ci fate il versamento che volete per dire grazie Sammy Varin che ci tieni compagnia la mattina presto. Oppure anche per dire Sammy Varin non vedo l'ora che ti vai fuori dalle balle. Ok, va bene anche quello, l'importante 5 euro. Grazie. E fategli aprire la bocca ancora di più al nostro amministratore, che salutiamo, Davide Franzini, dicendo: oh, ma quanti versamenti da 5 euro stanno arrivando? Sì, dai, facciamogli vedere che potenza c'è tra gli ascoltatori di Radio Libertà. Oh, varignani e non varignani, Dopo di me arriva il nostro direttore e chiaramente con lui c'è il punto della situazione notizie del giorno, poi c'è il condirettore, poi oggi c'è anche che te la do io l'America, se non sbaglio, ce l'abbiamo, te la do io, e c'è, non va in ferie, vai, e poi c'è di nuovo Sammy Varin, e poi arriva Pierluigi Pellegrini, insomma, Oh, no, non avete mica recepito, mi sa, Cacciate i soldi! Sto scherzando, no? È che c'è qualcuno che parla di Cacciari, quindi Cacciari, cacciate. Buon Natale a tutti voi e Cacciari, che non è filosofo, ma massimo insegnante di filosofia di altri, sempre presenti a spiegarci il nulla come l'Abruzzone. Buon Natale da Maurizio. Ma scherzi, Maurizio, io ho letto quelle righe lì di Cacciari e sono rimasto nel senso che non ho capito cosa volesse dire, cioè molti giornali
e lì c'è il motivo per cui Giulio Cainarca è passato a miglior vita nel senso della conduzione, fa una trasmissione molto più bella della rassegna stampa, l'auto da Fè arriverà anche questa mattina verso le 10, 10:15, e mollandomi la rassegna stampa. Perché l'ha mollata Sammy Varin? Perché sempre più triste il panorama dei quotidiani, si parlano addosso l'un l'altro, si fanno gli scherzetti, che capisci? Sembra che un giornalista scriva per un altro giornalista e degli lettori non gliene fotta più nulla a nessuno. Brutta sensazione. Io sono qui per farvela passare questa sensazione, per dire no, nonostante tutto c'è un buon motivo per acquistare, oggi c'è sicuramente, per acquistare almeno un quotidiano. Sammy, sono felicissimo per Salvini. L'unica cosa che gli chiedo è di amministrare saggiamente questa sua e nostra vittoria pesanti e soppesando ogni parola. Piantedosi e Salvini sono la stessa cosa. Io mi dedicherei alle OOPP, compreso il ponte. Ciao Mario, opere pubbliche voleva dire. Beh, le sta facendo da Dio veramente, sta funzionando tutto alla grande sul fronte opere pubbliche. È chiaro che un Salvini che ritorna al ministro dell'interno, datemi la vostra sensazione, è una bandiera tipo quella dei pirati, dicendo adesso basta, sono tornato, adesso basta con questo magna magna, basta gli scafisti che decidono loro chi portare, che li mollano lì in mezzo al mare, poi dobbiamo andarli a prendere, basta con sta menata, basta. Anche qui mi traducono quello che ha detto il grande musicista al Senato. I grandi giornaloni di sinistra di oggi non si interessano della soluzione di Salvini e del perché, ma fanno solo cacciara per evitare approfondimenti, a cominciare da come è nato quel processo, ci scrive Mario. Buon Natale, ma guarda che bella radio, ragazzi. Il presepe con sotto la radio. Ecco, questa, falla vedere, guarda, è come fosse casa mia. Il presepio con sotto una radio, qui siamo proprio anni 50-60, è bellissimo, con tutti i bottoni, si sentiva la AM, tutte le radio internazionali. Adesso è una tristezza, io in AM ci vado ancora, perché sono maniaco, mi dovete curare. Ogni tanto in macchina faccio una spolveratina in AM, sono rinate alcune radio private in AM, lo sapete, lo Stato ha dato in concessione, dopo aver spento tutti i ripetitori RAI, ha dato in concessione alcune frequenze anche ai privati, e ci sono delle radio libere in Italia che fanno bella musica, soprattutto anni 70-80. Ce n'è una anche qui da Milano. Scanalate, se siete in giro in macchina, schiacciate AM. Che cazzo fate? Schiacciate AM? State sul DAB, no? Adesso mi metto anche a dare sti consigli, ma lasciate stare. L'ultimo promesso, l'ultimo messaggio, poi torno alla rassegna stampa. Ciao Sammy Ano, cosa potrà mai uscire da quella bocca? Saviano, basta, vedi, mi hai dato un buon motivo per non leggere più WhatsApp. Me ne vado, dove vado? Allora, le vostre richieste mi invitano ad andare sul Corriere, perché in effetti il Corriere è uno di quelli schiumogeni quest'oggi, un quotidiano schiumogeno che all'interno schiuma niente male per questa cosa che Salvini non ha fatto niente e soprattutto ha detto quella battutina ieri a Milano. Allora, cominciamo da pagina 2, Meloni, vertice sull'Albania, i giudici ci danno ragione. Sabato e domenica nella Lapponia finlandese si è svolta la prima edizione della conferenza Nord-Sud dell'Unione Europea, a cui hanno partecipato i leader di 4 stati, 2 del Sud, Italia e Grecia, 2 del Nord, Finlandia e Svezia, insieme all'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera e per la sicurezza, Kallas. Tra i temi trattati dai capi di governo, gli stanziamenti per la difesa UE, con particolare riguardo alla quota di PIL che ogni paese deve destinare agli investimenti, e le politiche per la gestione dei flussi migratori che hanno origine nel sud dell'Europa. Attenzione, di spalla c'è la sentenza che ci permetterebbe, secondo il governo, di ripartire con l'Albania. Vado Albania, paesi sicuri e toghe. Che cosa dice la Cassazione? Un passaggio essenziale della sentenza della prima sezione civile della Corte di Cassazione, depositata il 19 dicembre, che fa dire alla Premier Giorgia Meloni sostanzialmente hanno dato ragione al governo. Il giudice non può sostituirsi al ministro degli affari esteri, né può
annullare con effetti erga omnes il decreto ministeriale che elenca i paesi sicuri, perché la scelta di prevedere, in conformità della disciplina europea, un regime differenziato di esame delle domande di asilo per gli stranieri che provengono da paesi di origine designati come sicuri è politica e spetta al circuito democratico della rappresentanza popolare. Inoltre la sentenza della Cassazione stabilisce che il giudice ordinario non possa andare al di là del pieno e completo esame del singolo caso. Alla Cassazione si era rivolto il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sul ricorso di un cittadino tunisino la cui domanda di asilo era stata respinta. Chiedeva alla Corte Suprema se fosse vincolato la decisione del Ministero che aveva inserito la Tunisia nell'elenco dei paesi sicuri o se dovesse valutare se il paese fosse effettivamente sicuro in base alle leggi nazionali ed europee. La Cassazione, stabilendo che al giudice spetta garantire nella singola vicenda concreta l'effettività della tutela dei diritti fondamentali e riconoscendo che l'elenco dei paesi sicuri è prerogativa del governo, sembra concordare con la memoria del Viminale depositata in giudizio. La valutazione del giudice trova limite nell'attendibilità della scelta dell'amministrazione, poi difende la verifica in sede giurisdizionale del rispetto della dettagliata disciplina esistente, ma è una verifica che non pone un problema di disapplicazione del decreto ministeriale. Insomma, il giudice può disporre che un paese non sia sicuro per il singolo richiedente asilo, ma questo non mette in discussione la lista del governo. Quindi, ancora una volta, lo diciamo per chi come me non ha capito niente, è il giudice ha l'ultima parola sicuramente, quindi dipende da giudice a giudice, ma la lista dei paesi sicuri è prerogativa del governo. Ah, santa polenta! In retroscena, la volontà di Palazzo Chigi di dare subito un segnale in attesa della Corte europea. La verifica dei migranti e delle caratteristiche a prova di ricorso dovrà avvenire a bordo. In poche parole, noi vogliamo partire perché la Corte europea è ancora lì che dorme. Adesso si fanno i saluti di Natale, i regali, e poi dopo c'è Capodanno, c'è la Befana, poi si devono riprendere da tutto questo stress. Quindi noi partiamo in attesa della Corte europea. Perché? Perché ci ha dato ragione la Corte di Cassazione e quindi le notizie, direi, sono buone. Vi metto 3 punti interrogativi e vi lascio con la pausa delle 8:30. Inviate i vostri pensieri, anche natalizi, di bontà al 340 67 09 659. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Venti freddi e sostenuti dai quadranti settentrionali sferzano l'Italia, dove tuttavia il tempo va migliorando. In mattinata sole prevalente su tutto il centro-nord, eccezion fatta per qualche disturbo ancora sui confini alpini con spruzzate di neve a bassissima quota, nonché sul medio versante adriatico. Instabile sulla Sardegna e al sud con precipitazioni frequenti. Nel pomeriggio l'instabilità persisterà ancora quasi esclusivamente sulle nostre regioni meridionali, mentre altrove il tempo sarà tutto sommato buono. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha
dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel broncofree la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti. Ricordo, è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di broncofree a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di broncofree, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Chiaro che ci vuole una certa predisposizione per ascoltare questo tipo di musica e se ce l'avete solo un pochettino di predisposizione sotto Natale è un pezzone che commuove fino alle lacrime. Si intitola Pater e avrete capito è la traduzione in latino del Padre Nostro, la preghiera che Gesù ci ha insegnato, messa in musica da Franco Simone, un'opera colossale, un video stupendo da YouTube, basta scrivere Pater Franco Simone, storico artista degli anni 70 e 80, una preghiera potente quella che Gesù ci ha insegnato, in latino come la messa che si recitava e che a volte ancora oggi si recita. Bravo Franco Simone con il Pater, ci ha portato alle 8:38, sì lo so, è musica che non sentirete da nessun'altra parte, quella che vi propone Sammy Varin, se vi piace così, se non vi piace girate pure su Radio 24, la musica dei potenti, magari a qualcuno piace di più. I quotidiani oggi in edicola, sì, alle 8:45 avremo già una parlamentare in diretta, intanto però sono sul Corriere perché Salvini ieri ha detto la frasettina, il Viminale, non sarebbe male ritornare al Viminale, Piantedosi è un amico e chi va a intervistare quest'oggi il quotidiano Il Corriere? Matteo Piantedosi. I centri sono pronti, linea dura sui migranti, la chiedono gli elettori, ma soprattutto anche sul fronte possibilità di candidarsi in Campania, dove ci sono le elezioni, un Piantedosi in Campania per il centrodestra sarebbe bello potente. Il ministro, la Campania, resto al Viminale, nessuna divisione con l'amico Salvini, lui e la Premier apprezzano il mio lavoro. E naturalmente la prima frase, ministro Piantedosi, davvero riaprirete i centri in Albania? Dice Piantedosi, i centri sono pronti e saranno molto utili per velocizzare le procedure di riconoscimento della protezione a chi ne ha diritto, ma soprattutto del rimpatrio di chi non ne ha diritto. La recente sentenza della Cassazione ha confermato la possibilità di una prossima riattivazione dei centri che valuteremo proprio a partire da questo vertice. Poi scendiamo, andiamo, vediamo un po' cos'altro si dice. Le ONG protestano perché dicono di essere impedite a salvare le persone. Dice Piantedosi, è falso e offensivo sostenere che vengono impediti i salvataggi in mare sui quali sono attive le nostre unità navali con un impegno e una professionalità che ci sono riconosciuti nel mondo. Basta guardare dati e numeri. C'è chi si ammanta della presunzione di essere titolare esclusivo delle connotazioni umanitarie di un impegno che, al contrario, per il modo sregolato con cui tende a svolgersi, spesso finisce per favorire l'azione dei trafficanti e incentivare traversate pericolose. Il lavoro delle ONG che parlano un po' troppo con i trafficanti. Ho sempre trovato singolare che gli interventi di salvataggio delle ONG da sempre mirino a portare esclusivamente in Italia le persone raccolte in mare, come proprio la vicenda subita da Salvini dimostra. E quindi bisognerebbe abbandonarli, chiede. Chi è questo, scusami? La Fiorenza Sarzanini, brava, assolutamente sì. No, anzi, risponde Piantedosi, il governo ha dimostrato di non avere pregiudizi nei confronti di coloro che vogliono avere un futuro in Italia ricorrendo a canali di ingresso regolare, che abbiano moltiplicato con numeri che non si registravano da tempo. Va bene, poi domani apre la Porta Santa, la minaccia. Salvini ha smentito di voler tornare al Viminale, ma non è sembrato troppo convinto, scrive il Corriere. Ne avete mai parlato? Risponde il titolare del Viminale. Salvini in poco più di un anno fece un ottimo lavoro al Viminale. Io ho avuto il privilegio di essere stato partecipe di quella stagione. Chi ora in modo malevolo vuole insistere a proporre una connotazione divisiva all'esito del processo di Palermo si deve rassegnare. Ha prodotto l'effetto delle espressioni di apprezzamento del mio lavoro da parte del presidente Meloni e dello stesso Salvini. E insomma, non dice niente, ma chissà, se qualcuno di voi sogna Matteo Salvini al Viminale, me lo scriva 340 6709 659, ma il primo a scriverne è proprio il Corriere. Guarda qui, le ambizioni di Salvini sul Viminale, il gelo della Premier, va bene chi c'è. Il leader, caduto l'alibi, bello occuparsi di sicurezza. Netanyahu si congratula per la soluzione.
Salvini nella foto, scusa, cioè, me la fai assolutamente. No, ma ho detto qualcosa, niente. Non ho detto proprio niente. Vi leggo l'articolo, siamo sul Corriere, pagina 5. Un ritorno al Viminale per ora, come ha detto Matteo Salvini, non è nei programmi, non nei suoi, se è sincera la dichiarazione politica, ma soprattutto in quelli di Giorgia Meloni, forse preoccupata che la questione da teorica, una possibile rivincita del vice premier dopo la soluzione di Palermo, diventi pratica. La Presidente del Consiglio apre la giornata in Lapponia con una dichiarazione apparentemente amichevole ma netta nel chiudere il discorso. Oggi sia io che Salvini siamo contenti dell'ottimo lavoro che sta facendo il ministro dell'Interno. Oh, e stia sereno Piantedosi. Ma poche ore dopo il leader della Lega torna a ripetere che la poltrona del Viminale rimane un chiaro, tra parentesi, oggetto del desiderio. Sicuramente occuparsi della sicurezza di milioni di italiani è qualcosa di bello a cui tutti non potrebbero che ambire, e se qualcuno in passato poteva dire Salvini non può andare agli interni perché c'è un processo in corso sulla sua condotta da ministro, adesso questo alibi non c'è più. Quindi, gli chiedono i cronisti che lo interrogano mentre incontra i militanti nel cuore di Milano, è pronto a prendere il posto di Matteo Piantedosi? La risposta è un attestato di stima per colui che è stato suo capo di gabinetto quando era al Viminale. Al Ministero c'è un amico, una persona che ha la mia fiducia e la mia amicizia. Poi però aggiunge una postilla che sembra accreditare i sospetti di chi pensa che Salvini non si rassegnerà a rimanere al Ministero delle Infrastrutture. E poi parlerò con Giorgia e con Matteo. Questo governo è una squadra di amici e quindi vedremo. Avete capito? Forse ne parleranno già oggi al Consiglio dei Ministri e chissà cosa penseranno gli alleati di Forza Italia. Cacchio, ci sono anche loro, me l'ho dimenticato. Finora silenti sul nodo Viminale. Chi chiede che Meloni si pronunci è Osvaldo Napoli di Azione, secondo il quale la pretesa di Salvini delegittimerebbe Piantedosi, considerato uno scaldapoltrone. Nella sua uscita milanese Salvini, raggiunto nel tardo pomeriggio da una telefonata di sostegno del premier israeliano Netanyahu, torna sui temi che gli stanno a cuore: la riforma della giustizia, la responsabilità civile dei giudici che sbagliano e ne devono rispondere personalmente, la separazione delle carriere. Servono non a Salvini ma a 60 milioni di italiani. Ora più che mai è urgente la riforma della giustizia. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi tira giù dal letto ancora il buongiorno e buone feste con la deputata della Lega Laura Cavandoli. Ciao Laura! Ciao, buongiorno Sammy, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Allora, senti, io sto facendo rassegna stampa da più di un'ora e non posso comunque non farti la domandina iniziale su questa cosa di Salvini. Da una parte siamo tutti rincuorati, Salvini assolto, dall'altra parte, insomma, oggi su tutti i giornali c'è questa voce, questo desiderio di Matteo Salvini di tornare al Viminale, e io ho aperto le linee ai nostri messaggi e sono stato inondato da centinaia di messaggi popolari che, insomma, Matteo Salvini al Viminale sarebbe un segnale molto forte per chi vorrebbe continuare a fare questo magna magna con immigrati regolari a go-go, ma lasciamoli venire qua, e soprattutto mano agli scafisti. Sono loro che comandano, sono loro che decidono chi arriva in Italia col cavolo. Qual è il tuo pensiero, soprattutto chiaramente l'indomani della soluzione di Matteo Salvini? Laura Cavandoli. Ma allora, è chiaro che qui la riflessione si apre, credo, su tanti fronti, perché c'è, lo stavi dicendo adesso, un fronte diciamo legislativo, di riforma della giustizia, che effettivamente è un'urgenza non più dilazionabile ed è un'urgenza per tutti gli italiani. Ci tengo proprio a specificarlo, perché restare all'agonia per 3-4 anni per avere una sentenza, si dice di assoluzione piena, cioè, quindi per un primo grado significa veramente, insomma, perdita di tante energie,
egoisticamente, cioè dal punto di vista della giustizia, energie che possono essere spese in altre indagini. Dal punto di vista personale anche, insomma, molti, io li chiamo malesseri perché sono, insomma, dico poco, però preoccupazioni, danni che sono sia personali e poi per un leader di partito, per tutto quello che riguarda anche la vita politica del partito e in questo caso del governo. Quindi su questo è urgente. Pensare, insomma, che Matteo Salvini possa andare al Viminale è un po' un sogno, io credo, per tanti italiani che rivogliono una legalità nella gestione dell'immigrazione e un segnale forte contro gli scafisti, ma soprattutto contro le morti in mare, perché insomma i naufragi si possono prevenire solamente se non partono i barconi dall'Africa, dal Nord Africa. È l'unico modo per fare bloccare le morti in mare. In questo Matteo Salvini c'era riuscito, lo ha fatto legittimamente e questo è veramente il segnale importante e quindi sì, sarebbe bello. Io però credo che al momento Matteo Salvini stia facendo benissimo anche dove è, insomma, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, quindi non lo so se sarà una scelta sua, se chiederà questo alla Premier, cosa succederà. Per il momento credo che sia un buon Natale per lui, ma anche per tutti gli italiani, questo, dopo la sua assoluzione di Palermo, perché insomma, il segnale è stato dato, perché comunque sia anche questa sentenza, e lo vediamo nelle dichiarazioni e negli occhi che abbiamo visto in aula a Montecitorio l'altra sera, insomma, la loro faccia, cioè, insomma, il segnale è veramente contro chi, soprattutto dalla sinistra, vuole questa immigrazione incontrollata, raccontandoci un sacco di bugie e soprattutto queste persone, questi parlamentari che hanno votato, perché questo era il problema più grosso, per l'autorizzazione a procedere nel luglio del 2020, perché Matteo Salvini non solo non doveva andare a processo perché ha fatto qualcosa nell'esercizio delle sue funzioni, ma qui giustamente l'ha detto a questo addirittura il Tribunale di Palermo, insomma, ha sempre agito bene, quindi c'è stata una doppia visione, devo dire, sia politica che giuridica, che hanno creato un loop, purtroppo un cortocircuito che fortunatamente, insomma, dopo tutto questo tempo ha avuto un esito conforme al diritto. Non voglio dire favorevole e fortunato, perché una sentenza è una sentenza che si basa su regole e sulla legge, non è una fortuna essere assolti. Per cui, insomma, chiaramente il Tribunale di Palermo ha preso la decisione giusta, conformemente a quello che è lo spirito della legge. Chiaro. Ma torniamo al motivo principale della nostra telefonata. Perché c'è un emendamento a sostegno della filiera sementiera che è stato riformulato in funzione di sostegno per l'accesso al credito da parte delle imprese, e volevamo saperne qualcosa di più. Laura, dacci gli aggiornamenti su questo fronte. Allora, il discorso è un po' tecnico, però va nella direzione di dare un aiuto a quelle imprese che, soprattutto nella Romagna, quindi nella Romagna alluvionata, non hanno avuto nessun ristoro, ma hanno continuato, imprese agricole che hanno però continuato investendo nella loro azienda e investendo quindi nella loro impresa. E sono queste aziende del settore sementiero che si riferiscono soprattutto al settore dell'erba medica e di altre piccole in realtà no, perché sono alla base di quella che è la nostra agricoltura, e quindi insomma abbiamo fatto questo emendamento che permettesse a queste imprese di avere un accesso al credito privilegiato garantito direttamente da Ismea. Queste imprese tra l'altro avevano già investito, perché chiaramente si parla di un provvedimento che si riferisce a fatti della tarda primavera del 2023, dello scorso anno, e in questo modo abbiamo aiutato questo sistema agroalimentare italiano che, devo dire, forse ai più è sconosciuto, ma ci tengo a dire che è il secondo per produzione a livello europeo e fra i primi produttori al mondo, e genera ogni anno 1 miliardo di euro di
fatturato. Quindi ci sono questi 10.000 ettari di superficie destinate alla moltiplicazione delle sementi e che sono state alluvionate nella primavera del 2023 e hanno appunto bloccato la produzione semestrale per quello che riguarda l'erba medica e la barbabietola da zucchero. L'erba medica, io lo dico da parmigiana orgogliosa, quindi ci tengo a dirlo, è il principale alimento per le mucche che fanno il parmigiano reggiano. Se non c'è un'erba medica di qualità che viene raccolta al mattino presto d'estate, è tutta una bellissima filiera che va poi a riverberarsi in quello che è le nostre eccellenze alimentari nel mondo, perché effettivamente proprio dall'erba medica nascono nella produzione del latte quegli elementi fondamentali che ci portano ad avere un parmigiano reggiano così com'è, di qualità, e che è uno dei migliori, anche per elementi nutrizionali, i migliori formaggi al mondo. Quindi ci tengo a dirlo, sono tutti piccoli passaggi che riguardano la nostra filiera agroalimentare che poi alla fine portano ad avere grossi risultati a livello mondiale. Per cui sì, sono felice di aver sbloccato questa situazione che insomma non era al momento considerata, e ringrazio quindi Assosementi che mi ha sollecitato in questo senso, e abbiamo quindi riportato un po' di equità e soprattutto la possibilità di investire nuovamente in queste imprese agricole che si occupano di riprodurre le sementi che quindi vanno poi ad essere utilizzate nell'agricoltura italiana ma anche mondiale. Per quello che dico, non è un settore un po' più sconosciuto, ma un settore assolutamente produttivo sia dal punto di vista agricolo che dai risultati economici. Grandissima Laura Cavandoli. Vedete, ascoltatori, come la Lega si preoccupa delle cose buone, delle nostre produzioni, dei modi attenti e tradizionali di produzione. Queste sono notizie che naturalmente passano sotto traccia, ma ascoltando Radio Libertà e parlando direttamente con chi lavora ogni giorno in Parlamento, capite che ci sono robe importantissime che voi sapete in anticipo. Laura, grazie davvero per questa chiacchierata mattutina. I migliori auguri di buon Natale, buone feste a te e alla tua famiglia. Grazie Sammy, ma auguri a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e un buon Natale, e sarà un anno fantastico il prossimo anno. Qui Parlamento. Laura Cavandoli, deputata della Lega, e i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Tra 10 minuti ne arriva un altro, arriva il capo dei parlamentari, dei deputati della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Abbiamo il tempo, certo, di qualche altra pagina di quotidiani, in particolare sul quotidiano Il Giornale, una notizia che ci ha lasciato ancora una volta tristi pure sotto Natale, quella della Norvegia. Martina accoltellata dall'ex, è in coma, colpita nel ristorante dove lavorava, lui non accettava la fine della loro relazione. La solita storia. Carlo Voce, il padre della giovane, dolce e bravo, forse solo un po' possessivo, ma mai avrei pensato a una follia del genere. Il padre della giovane, hanno convissuto per 2 anni, siamo andati in vacanza insieme, nessun sospetto. La verità è proprio che oggigiorno questi giovani non accettano mai un no. Questo dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi, accettare il no, e che arriva dai genitori, dai nonni, che arriva da una fidanzatina. Ogni tanto nella vita arrivano i no, le porte sbattute in faccia, ragazzi. Quanti ne abbiamo presi noi di no, di porte sbattute in faccia? Mamma mia, ma per fortuna ci sono tante ragazze al mondo, e adesso poi si è anche fluidi, quindi si può anche passare dall'altra parte dalla mattina alla sera, e anche le porte sono tante che si possono aprire e purtroppo anche chiudere. A proposito di porte sempre aperte, qui c'è un po' di polemica. Pagina 16 del quotidiano Il Giornale, si parla del magna magna di Campione. Chi non è mai stato campione almeno una volta a giocare alla roulette? Dai, un crack senza speranze. Gira solo la roulette, sì, ma
degli sprechi. Dalle stelle alle stalle, la crisi infinita dell'ex enclave italiana. Ingressi al Lumicino per il casinò municipale, il comune riceve 10 milioni dallo Stato e ne spende 2,7 per gli stipendi di 15 dipendenti. Cioè, ragazzi, questi si fanno degli stipendi da nababbi da sempre e noi li a pagare, punto di domanda, con tutto il rispetto. Campione deve vivere, ma forse tagliare un attimino gli stipendi non sarebbe niente male. Un'occhiata anche, lo diamo, al resto del Carlino, perché oltre al titolo Gaza il vescovo, a messa sotto i droni, che è un racconto drammaticissimo, all'interno, nelle inchieste di QN, lo spreco alimentare. Che è una cosa da sempre, che purtroppo continua e persevera. Si sta facendo qualcosa, certo, abbiamo visto la pubblicità dell'Esselunga, c'è un motivo per cui andiamo tutti all'Esselunga a fare la spesa. Lo spreco alimentare, ho vinto l'alberello, devo andarlo a ritirare oggi, ho vinto l'alberello, ditemi com'è, ma è alto mezzo metro o 2 metri, tanto per capire. Lo spreco alimentare, 1 miliardo di pasti perduti, maglia nera alle famiglie. Food waste, scritto così: nei rifiuti 1/5 del cibo prodotto, le cattive abitudini domestiche, fondamentale l'educazione, i casi virtuosi di Giappone e Gran Bretagna. Ragazzi, ma a casa Varin non si butta via neanche un panin. Io glieli rifilo il giorno dopo, se fanno avanzi anche 2 giorni dopo, oppure cerco di imbrogliarli, i miei figli, no? Metto tutto in freezer e lo faccio riapparire dopo 1 settimana. Molto spesso ce la faccio, Molto peccato, mio figlio Elia ormai ha messo la telecamera sul forno a microonde. Quando accendo il forno a microonde si sospettisce. Ma curalo, ma curatelo sto ragazzo. Ma perché continua a guardarmi il forno a microonde? Santa polenta. La fame nel carrello. Tutti mangiamo male, i poveri sono più a rischio. Il professor Andrea Segre, paladino antisprechi, servirebbe uno ius cibi. È vero, basta sprecare, ragazzi, ma nella vita di tutti i giorni, ma gli avanzi sono buoni, ma non capisco perché si debba buttare la roba. Il tempo, all'interno del tempo c'è l'allerta per il giubileo, dopo quello che è successo in Germania, chiaramente anche qua in Italia, mercatini di Natale, giubileo, allerta, alzata l'allerta per il giubileo, controlli rafforzati nelle stazioni. Il Viminale ha intensificato le misure per prevenire rischi anche dopo l'attentato a Magdeburgo. Il sottosegretario Molteni, alto livello di attenzione, Gualtieri, tra un concerto e l'altro, siamo pronti al grande evento. Poi l'attentato al mercatino in Germania, a proposito, la pista Tachia, rilanciata anche da Musk che attacca la stampa, tra i feriti anche un italo tedesco, altro che ateo, Taleb è uno sciita radicale, avrebbe dissimulato la sua vera identità. Sì, è scritto che con la Tachia questi ci imbrogliano come nulla fosse, tutto regolare, inserito nella religione dell'Islam. Ci fermiamo, Saramei, la canzone indipendente, e poi arriva Riccardo Molinari. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Ciao Sammy e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Sono Gianni Minuti dei Daniel Santa Cruz Ensemble e volevo augurarvi un grandissimo, felicissimo e soprattutto serenissimo Natale. Ancora tantissimi auguri e anche per il nuovo anno. Un grosso abbraccio. A prestissimo. Ciao. Ma che dolce, grazie Gianni Minuti dei Daniel Santa Cruz Ensemble. Oh, dopo quanto? 30 anni, 40 anni hanno messo anche le parole a questa canzone che altrimenti faceva solo e noi la ricordiamo così naturalmente. I Santa Cruz, lo storico gruppo di Soleado, ma anche di Linda Bella Linda, Bella Mia, Mezzanotte, Un Sospero, la pubblicità di Mike Buongiorno. Ragazzi, per queste feste sarebbe il caso che fate un girettino su YouTube, scrivete Daniel Santa Cruz Ensemble e saltano fuori pezzi storici che purtroppo le radio non mandano più, come questa che riassume un po' tutto quanto, When a Child is Born, i Santa Cruz su Radio Libertà. Grazie a Gianni Minuti, grazie a voi naturalmente che amate, che boom di messaggi per gente che ricorda i bei tempi passati. 5 minuti dopo le 9 del mattino, Sammy Varino in vostra compagnia, certo, tra pochissimo ricomincio con le prime pagine, ma avremo anche i vostri WhatsApp, avremo anche le vostre telefonate. Prima però c'è Riccardo Molinari. Qui Parlamento. Con il buongiorno e il buone feste, tra pochissimo insomma cominciano. Al capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega Piemonte. Buongiorno Riccardo. Buongiorno, un saluto a tutti. E allora, oggi non so veramente da dove partire. Allora, partiamo da dove mi portano gli ascoltatori questa mattina. Salvini assolto, il fatto non sussiste. Chi ha vinto? La cattiveria, come dice qualcuno, o la giustizia? Riccardo. Ha vinto la giustizia perché, come noi abbiamo sostenuto dall'inizio, si trattava di un vero e proprio processo politico, perché PD e 5 Stelle, ma anche Italia Viva, aveva ricordato, quando hanno votato l'autorizzazione a procedere su Salvini, hanno avallato una ipotesi accusatoria che non stava in piedi nei fatti e che era di fatto il processo su una condotta politica. Perché che non ci fosse il sequestro di persona, insomma, era abbastanza evidente. Il sequestro di persona c'è quando si impedisce a qualcuno di uscire da un luogo, non quando si inibisce l'ingresso in un luogo perché è in violazione delle leggi. Quindi al massimo lo sequestro di persona tecnicamente poteva esserci per il comandante dell'Open Arms. Ma appunto il tema vero è sempre stato che quelle condotte sono state condotte messe in atto nell'adempimento del ruolo di ministro. Poi si possono condividere o no dal punto di vista politico, ma la cosa grave è che chi non ha condiviso politicamente quelle condotte ha votato per mandare a processo il ministro. Un conto è la critica politica, un conto è un processo penale, perché lì ovviamente la speranza era che con una condanna o comunque anche col corso del processo questo danneggiasse la Lega, danneggiasse Salvini e perché no, magari in caso di una condanna grave lo estromettesse anche dall'attività politica. Quindi molto bene che il Tribunale si sia espresso in questo modo, che non si sia fatto condizionare anche da tutta la tensione che c'era intorno a questo processo, e quindi è una buona notizia per Matteo, per la Lega, ma è una buona notizia, devo dire, anche per la democrazia, perché alla fine non è passato il principio che è legittimo processare delle condotte politiche. Minimo. E intanto, con questo ci fanno anche capire gli ascoltatori, si chiude un ciclo iniziato con le chat di un certo Palamara, giusto ricordarlo, e grazie a Giulio che ce lo ricorda. L'attentato in Germania ha riaperto le polemiche sul DL sicurezza, e c'è anche questo spot delle ONG che gira, che prende in giro tutti i regnanti che si vede che stanno affogando in mezzo al mare, e poi la terza cosa sul tavolo che ci mettono gli ascoltatori: Piantedosi è un amico.
frase di Matteo Salvini, e però io mi sono svegliato come tanti altri ascoltatori con un sogno. Vedevo Matteo Salvini che mi diceva: Sammy, ciao Sammy, io torno al Viminale, e io dai, chiaro che è un sogno, chiaro che Piantedosi sta lavorando benissimo, però Matteo Salvini che ritorna ministro dell'interno sarebbe un segnale potentissimo. Oppure no? Molinari, so che chiaramente non ti puoi esporre più di tanto. Da una parte sei il capo dei deputati della Lega e hai rapporti quotidiani con tutti gli alleati, dall'altra parte sei anche uno storico leghista piemontese. Ce lo vedi anche tu un ritorno di Matteo Salvini al Viminale? Allora, prima rispondiamo a quello che diceva l'ascoltatrice, che diceva si chiude la pagina Palamara Chat. Adesso diciamo che è una bella giornata, però io non la vedo complicata che i PM non facciano appello, quindi io penso che questa vicenda Open Arms ce la porteremo avanti ancora per un po', nel senso che è molto probabile che con tutto, diciamo, il clamore che c'è stato, la procura che ha impostato quelle accuse non si porterà a casa la sconfitta così in silenzio. Potendo fare appello, temo che lo farà. E quindi vedremo poi come evolverà la questione tra qualche anno. Questo poi è il problema dei processi in Italia, che anche se viene assolto in primo grado con formula piena, qua bisognerebbe magari fare una riforma a riguardo, quindi con il fatto non sussiste, il PM di turno può comunque trascinarti in giudizio ancora e rovinarti la vita ancora per anni. E questo è un tema. Poi sul ritorno al Viminale, ma insomma, in qualche modo l'ha fatto capire Matteo, no? Ho visto che è stato intervistato, gli hanno chiesto, lui ha detto sì, Piantedosi è un amico, sto lavorando bene, certo a me piacerebbe molto tornare a occuparmi di sicurezza e di polizia, quindi diciamo che l'ha detto lui pubblicamente che gli piacerebbe farlo. Io penso che Piantedosi stia lavorando molto bene, il gruppo parlamentare con lui ha un ottimo rapporto, i provvedimenti che ha portato in campo stanno anche funzionando, perché pensiamo a tutti i provvedimenti sull'immigrazione. Comunque abbiamo avuto una riduzione del 65% degli sbarchi. Certo, Piantedosi è un tecnico e quindi non ha, diciamo, in questi provvedimenti magari fanno parlare meno di sé, perché quando c'era Salvini, chiaramente essendo un segretario del partito, essendo un politico, c'era un modo diverso magari di comunicarli e c'era, diciamo, più attenzione mediatica. Piantedosi, essendo un tecnico, sta facendo ottime cose che magari molto spesso non sono neanche conosciute dai cittadini. Giorgia Meloni ha sempre detto che non vuole fare rimpasti, quindi che non vuole toccare la squadra di governo. Non so se Salvini potrà tornare o meno al Viminale. Lui è proprio uno dei protagonisti che dovrà deciderlo, nel senso che se ci dovesse essere un rimpasto di governo sarà frutto di un accordo tra Salvini, Meloni, Tajani. Quindi bisognerà vedere se si va in quella direzione. Se si va in quella direzione di un rimpasto, non vedo perché no, anche perché era la richiesta iniziale della Lega, no? Che Salvini avesse il Ministero degli Interni, quindi torneremmo a quella che era la richiesta di 2 anni e mezzo fa. E come? Che ha riacceso gli entusiasmi, devo dire, dei nostri ascoltatori, perché stiamo ricevendo centinaia di WhatsApp che vogliono Matteo Salvini nuovamente ministro dell'interno. Un'ultima battuta, però, ricordiamolo, fino adesso Salvini alle infrastrutture ha lavorato benissimo e ha fatto partire opere importantissime che altri, per i motivi più strani, non erano capaci, lo dico chiaramente, non erano capaci di far partire. E solo per il Piemonte nelle ultime ore ho saputo, grazie anche a te Riccardo Molinari, di 2 opere strategiche per il Piemonte e per il paese che partono grazie a un tuo emendamento, Riccardo. Sì, io questo ci tengo proprio a spiegarlo, perché sono stato, diciamo, zitto, mordendomi la lingua per 1 mese e mezzo. Quando aprendo tutti quanti i giornali leggevo che Molinari, a nome della Lega, aveva fatto un emendamento per dare più soldi al ponte sullo stretto di Messina, no? E io mi sono morso la lingua, perché sotto pensavo, vabbè, finché non lo capiscono l'emendamento continuiamo a farglielo non capire. Poi una volta che l'emendamento è stato approvato, hanno letto tutto, hanno iniziato a capire. Allora, spesso ovviamente il ponte sullo stretto per il segretario è un'opera strategica, un'infrastruttura importante anche dei corridoi europei, eccetera. Quello che non era vero, e quindi i soldi sul ponte già ci sono, nel senso che sono già stati accantonati 14 miliardi, e quello che faceva il emendamento non era aggiungere soldi al ponte sullo stretto, era prendere dei fondi europei destinati alle regioni del Mezzogiorno, visto che il ponte, insomma, si fa nel Mezzogiorno, quindi è un'infrastruttura fondamentale per il Mezzogiorno,
e con quei soldi europei degli FSC del Mezzogiorno coprire una parte dei costi del ponte, liberando quindi risorse statali che potevano essere spese non solo al sud ma in tutta Italia. E questo è successo. E quindi liberando questi soldi siamo riusciti a far arrivare 1 miliardo sulla TAV, 652 milioni sul Terzo Valico, ma ci sono anche infrastrutture importanti in Lombardia. C'è il raddoppio della Bergamo-Montello, c'è in Veneto, c'è l'alta velocità Verona, c'è la Verona-Brescia e c'è la Verona-Padova, mi pare, sì, Verona-Padova, e poi anche una serie di infrastrutture di alta velocità comunque nel sud, in Puglia, in Calabria, nel Lazio, in Sicilia. Io so che una delle critiche che viene fatta è che usiamo tutti i soldi per fare il ponte e le infrastrutture in Sicilia fanno schifo. Lo sappiamo, e infatti grazie a questo emendamento abbiamo liberato risorse anche per le ferrovie normali della Sicilia. Quindi è stata un'opera di ridistribuzione di fondi che ha permesso di usare soldi che erano vincolati a una sola parte del paese per fare infrastrutture dappertutto. Quindi sì, siamo molto contenti e soprattutto è sorprendente come per 2 mesi si sia raccontato questo emendamento in un modo a reti unificate, perché nessuno evidentemente aveva avuto la pazienza di andare oltre le prime 2 righe dell'emendamento e leggerlo tutto. Questo fa riflettere anche molto su come funziona la comunicazione nel nostro paese. Salvo poi, ti dicevo e chiudo, quando eravamo in aula 2 giorni fa ad approvare il bilancio, sentire gli stessi che ci avevano accusato di dire ecco, in realtà voi state rubando i soldi per fare le marchette in giro sui territori. Quindi siamo sempre a dire tutti i soldi al ponte a fate marchette in giro per tutta Italia, perché semplicemente l'emendamento non l'avevano capito. Grandissimo Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera, segretario Lega Piemonte. Riccardo, grazie naturalmente per tutto quello che fai e fate per una buona comunicazione e per la nostra emittente che fa da portavoce, da altoparlante a questa, speriamo, buona comunicazione. Auguri di buone feste, buon Natale a te e a tutta la tua famiglia. Auguri a tutti gli ascoltatori, grazie Sammy e buone feste. Ci sentiamo per l'anno nuovo dove avremo tante battaglie da portare avanti a partire dall'autonomia. Grazie. Qui Parlamento. Ciao a tutti radioascoltatori di Giallo Radio Club e di Radio Libertà, sono Laura Marinaro, vi auguro buone feste e soprattutto di passare serenamente in famiglia questo Natale e il Capodanno. Ci rivediamo il prossimo anno per parlare dei casi di cronaca nera, dei gialli del passato, dei cold case e soprattutto continuate a pensare in giallo, magari leggete gialli durante queste vacanze. Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. Buon Natale a tutti voi! Buon Natale a tutti! Ciao, buon Natale! Buon Natale! Buon Crismuca a tutti! Grazie! È Natale, eh? Buon Natale a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! È un regalo di Natale! Buon Natale! Buon Natale, Vanessa! Buon anno, signori! Buon Natale! Buon Natale, Orso! Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. Buon Natale anche agli orsi, certamente, a quelli che il Natale... ragazzi, ci sono quelli a cui il Natale mette tristezza, mette una certa malinconia, e proprio a voi, naturalmente, che ci riferiamo tanta positività, e passa anche il Natale, andate tranquilli. Stop di Meloni su Salvini al Viminale, sono su Repubblica, ma lui rilancia lavoro bellissimo. E fateci sognare ogni tanto, schifiltosi di Repubblica. L'intervista a Durigon, insistiamo sui migranti. La soluzione dice che Matteo doveva già stare
all'interno. Il processo è stato politico perché quelli che governavano con noi come Conte lo hanno voluto, e chiaramente Conte, abbiamo capito, insomma, alla fine si è fatto bello per il Partito Democratico, diciamocelo. Ancora su Repubblica, il governo sfida le toghe, riparte l'operazione Albania. Avevamo ragione noi. Oggi vertice a Palazzo Chigi, da gennaio la nave libera operativa, pronti a nuovi trasferimenti. La Cassazione ci aiuta, il rischio danno erariale, certo, perché Repubblica non pensa a tutti i soldi che stiamo spendendo da decenni su un'accoglienza che non funziona. L'attentatore di Magdeburgo, certo, ispirato dalla strage di Boston, minacciava da 10 anni. Dal 2013 il saudita Al Abdul Smolen è nel mirino della polizia. Farò qualcosa di cui parlerà tutto il mondo: il silenzio delle autorità tedesche. Naturalmente tutto ancora da capire cosa ci sia dietro, o l'abbiamo capito benissimo. Sempre sul quotidiano La Repubblica non possiamo non ricordare il concertone di Roma, via dal Circo Massimo. Tony F che ce frega, praticamente il palco a Roma sarà in Piazza del Popolo con la PFM, gli Earth, Wind and Fire e Orchestraccia, ma manca ancora l'ultimo sì. Il Trapper, vado da un'altra parte, chiaramente non ce ne fotte niente del Trapper, però vi dico una cosa, che sì, ci ha fatto una magra fiducia Gualtieri, il sindaco Pidino di Roma, però se ci mette i PFM e gli Earth, Wind and Fire a proposito di Tony F, ragazzi miei, mi piacerebbe che qualcuno gli facesse anche complimenti. No, oggi soltanto lo pigliano in giro. Vasco Rossi è un uomo libero, certo, il personaggio di Dario Olivero chiaramente esalta Vasco Rossi, che è uscito naturalmente con altre maledizioni verso questo governo e verso Matteo Salvini, ma d'altronde gli vogliamo bene così, andremo a tutti i suoi concerti, lo riempiremo di nuovo di soldi, vero o non vero? Il quotidiano La Stampa, all'interno, duello Viminale, l'intervista a Graziano Del Rio, la sentenza non autorizza i porti chiusi, Matteo Resti ai trasporti, c'è da fare, come cantava Giorgia. Meloni frena i disegni dei vice, nessuno spazio per il rimpasto, ma faceva freddo, era al Polo Nord, magari quando torna qua cambia idea. Migranti in Albania e carriere separate, il governo accelera, ma soprattutto, signori, oggi il quotidiano La Stampa, non potete perdervelo, a pagina 7 intervista a Richard Gere. Salvini non vede il dolore degli altri. Follia, un mondo governato da miliardari. È una bella intervista al superatore. Sulla Open Arms ho incontrato l'umanità in fuga. Per salvare i poveri dobbiamo aprire i cuori. Già che era qua e da queste parti, abbiamo visto, è stato intervistato da che tempo che fa, ma non ha parlato di Salvini. Beh, ne parla qua. Il mondo è sull'orlo del baratro, ma la naturalezza rasserenante con cui Richard Gere espone le sue convinzioni spinge a pensare che forse non è tutto perduto. Dobbiamo provare a tenere aperti i nostri cuori per ascoltare il dolore dei nostri simili, per interessarci delle tragedie che avvengono ovunque. Penso che tutti noi siamo qui sulla Terra con un obiettivo comune, che è proprio quello di aiutarci l'un l'altro. Uno che dice delle cose del genere, ma ragazzi miei, ma perché ce l'abbiamo tanto con Richard Gere, dico io? C'è una telefonata? 0292947222. Allora sto zitto, perché ero quasi tentato di leggervi l'intervista. Ve lo comprate il quotidiano La Stampa. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto Sammy, buongiorno. Buongiorno. Volevo farti gli auguri di buon Natale e buon anno. Grazie. E volevo solo concludere dicendo questo. Vasco Rossi, quello che voleva una vita spericolata, si è messo in vena di tutto in questi anni, e poi era quello che per andare ai suoi concerti, quando c'era ancora la tessera nazista, voleva la tessera nazista e andava in giro con 4 museruole sul muso, obbediente, messo a 90 dal sistema, no? Lui che voleva andare contro il sistema, voleva la vita appunto spericolata.
quel più servo di tutti i servi che per andare ai suoi concerti chiedeva la tessera nazista, se no non potevi entrare. Un'altra cosa, Semi, per il discorso dell'ambasciatore che ha detto queste cose, tieni sempre presente, teniamo sempre presente, per favore, che chi governa Israele, chi governa questi processi di genocidio non sono ebrei, sono ashkenaziti khazari che si dicono ebrei, ma i veri ebrei sono i discendenti di Sem, sono i palestinesi che questi stanno sterminando, questo governo nazista di Israele guidato dai khazari sta sterminando per togliere tutte le prove, perché se per sbaglio viene fatto l'esame del DNA, i veri discendenti di Sem sono loro, sono quelli che abitano. Andiamo a vederci la storia, ma quella vera, non quella che ci dice Barbero. Grazie cara, da quello che capisco io ci vorrebbe una bella stura sia al governo israeliano che a quello un po' più lontano di un altro paese. Sto parlando di Zelensky naturalmente. C'è Alberto Bagnai sul quotidiano La Verità, pagina 7, l'intervista: con i nostri risparmi Draghi vuol finanziare l'industria tedesca, criticando in ritardo l'austerità. Draghi punta a un mercato unico dei capitali. È il solito schema, più Europa e non ci conviene. Tutto da leggere, signori. Oggi c'è Alberto Bagnai sul quotidiano La Verità, che intervista però anche Luciano Violante, che fa i complimenti alla Meloni. La Meloni ha vinto i pregiudizi altrui. L'ex magistrato, padre nobile della sinistra, la stimo, ha trovato una collocazione intelligente nel contesto internazionale. L'ANM non può comportarsi da controparte del governo sulla riforma della giustizia. Wow! Chi c'è in linea? Pronto? Caduta. E allora vi ricordo che sulla Verità c'è anche Massimo Boldi. Non solo tormentoni, questo Capodanno parlo di vita e amore. L'attore in uscita con un film, Berlusconi mi condonò una maxi penale, ero un fratello maggiore, da giovane vendevo merendine. Simpaticissimo il grande Massimo Boldi. Dai, il più veloce entra in onda, 0292947222. Chi ha coraggio di dire qualcosa a Sammy Varin? Io intanto vi ricordo che sul quotidiano Libero c'è anche, scherzando e ridendo, Pietro Senaldi che parla dell'oracolo Saviano. 100 ne dice e 0 ne azzecca. Avrete ricevuto anche voi sul vostro telefonino, Saviano che dice che Matteo Salvini sarà condannato. È l'abbaglio del guru della sinistra. La profezia di Saviano, condanna per Salvini. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Devo dire che io sono arrivato a Padova il 1 gennaio del 1982 col treno che veniva dal meridione. Le ore erano le 7:15. Sono uscito dalla stazione di Padova e ho trovato... Vai, ti ascoltiamo. E c'è un ritardo con... Sì, abbassa pure il volume e ti ascoltiamo per telefono. Sono arrivato, uscito dalla stazione, ho trovato il benvenuto Terrone ladrone, meridionale torna a casa. Cioè voi state da 40 anni e passa seminando zizzana, odio, xenofobia e siamo arrivati dopo 40 anni neanche a smetterla. Adesso ci sono i nuovi meridionali da odiare. Questi poveri cristi che scappano da situazioni di miseria, guerra vera, perché io da docente ho formato un ragazzo che scappava dal Sud Sudan e mi narrava dei bombardamenti notturni. Ma voi il cuore, cioè non dico il cuore, il cervello, dove l'avete messo? Grazie. Bella meditazione, è il cuore e il cervello, dove l'avete messo? Almeno sotto Natale, pensiamo anche a queste cose. Quindi nuovi meridionali sono tutti gli immigrati che scappano e arrivano da noi e noi dobbiamo dargli un lavoro, togliendolo magari a voi meridionali, potrebbe essere un'idea. 0292947222. Pronto?
Pronto, ciao Sammy, sono Mario. Poi Mario. Auguroni di buon Natale a tutti voi. Auguroni. È un piacere sentirti quando riesco, mi fa veramente piacere. Io sono uno di quelli che ascoltavo lo sveglione che fa di Drin Drin. Ti ricordi Alle 6 del facevo la mattino. neve in autostrada la mattina È e vero. ti davo il bollettino meteo nevi. È vero, mi ricordo. Bello. Sono contentissimo, sono contento per Salvini e ho sentito con piacere il signore di prima che parlava, stava educando. Lui è un docente. Ti rendi conto? Questo è un docente. Se è uno che insegna ai nostri figli, poi ognuno può avere le sue idee, ma questo insegna, ma porca miseria, ma porca la riforma della scuola. Vabbè, lasciamo perdere. Buon Natale a tutti, ciao Sammy. Grazie, buon Natale, buone feste. Certamente le polemiche ci stanno assolutamente, perché questa è Radio Libertà, se non le facciamo su questo canale. Ancora telefonate, pronto? Sì, buongiorno dal Veneto, buongiorno Quella. Sammy, buongiorno. Io vi prendo in anticipo, non sono tirchio come qualcuno. Ti do intanto il buon millennio, non mi accontento di un anno, ti auguro un buon 1000 anni. Urca. 1. 2, poi chiediamo al GG, al Gerard Ghirli, che faccia una contribuzione di almeno 5 euro per la vostra emittente, no? Che ne pensi? Sì. E poi, ultima cosa, permettimi, sai, sta questione, sta menata di Salvini al Viminale o no, ma lasciate all'opposizione ste porcate, cioè preoccupiamoci di non alimentare delle false questioni. Salvini sta facendo un ottimo lavoro come ministro, io lo rispetto, nel campo dei trasporti, sta facendo veramente alzare le chiappe a tutti quei dirigenti delle diverse amministrazioni locali, provinciali e regionali. Lasciatelo là che fa un buon lavoro da ruspa. Vero, verissimo. L'ultimissima chiamata, sono in ritardo. Sono io, vado da Monza. Ciao, buongiorno. Ciao, bella, buon giornata. A voi tutto un buon Natale e un felice anno. Grazie. Allora, io vorrei cominciare prima col signore che ha telefonato, terrone o non terrone. Io sono nata in Calabria, avevo 3 anni quando venne a Milano. Nessuno ha mai osato darmi della terrona che ha 10-15 anni. Secondo, Mattarella. Ma vi immaginate se dovessero cambiare mestre il ministro Salvini al Viminale? Lo denuncerebbe subito, cioè lo scarterebbe subito, perché Mattarella ha delle manine che non avete neanche la minima idea. Io sento i siciliani e non sapete cosa dicono, sono irripetibili quello che dicono. Terzo, Oscar Camps. Io ho ascoltato tutto. Oscar Camps aveva delle navi mercantili e andava a raccogliere, insomma, non solo i pomodori, dai. Ha avuto una denuncia dal sindacato portuale di Barcellona perché non poteva andare a ritirare i naufraghi, dico la parola, mi sfugge adesso. Lui aspetta ancora di vederlo condannare, perché loro faranno, o come si dice quando io di giustizia non mi interessa, cioè non... Comunque, Oscar Camps è un farabutto insieme a Treius. Grazie. Ok, ci sono anche tanti farabutti, ragazzi. Mamma mia, ne abbiamo a che fare tutti i giorni. Ma ci dobbiamo fermare. Sammy Varini vi dice un gigantesco grazie. So che ho decine di WhatsApp da leggere. Io ritorno in onda alle 11. Siateci anche voi. Altrimenti, buon Natale e buone feste. Avete ascoltato la rassegna stampa.